L'esordio della stagione al Capannino è sicuramente una partita difficile, lo sapevamo. Gaetano Marozzini, il tuo Sandrigo però per almeno 3 quarti di match è stato lì anche avanti, però insomma è stato in gara fino appunto sul 2-2, poi sul 3-2, da lì è cambiata la partita. Sì, beh, Follonica mi è piaciuto tantissimo, devo dire, hanno giocato una grande gara. Noi abbiamo fatto anche noi una grande gara, è chiaro che venire qui alla prima giornata al Capannino dopo che il Follonica ha vinto col Forte, come dire, l'ha un po' lanciati sull'entusiasmo, come dire, io sono contento della prestazione, ho detto ai ragazzi che si va in giro a cercare punti, non a fare buone figure, ma insomma bisogna anche prendere quello che di buono ho visto stasera, insomma, no? Per tanti tuoi ragazzi era l'esordio anche in Italia, penso a Castro, insomma un giocatore di esperienza che potrà darti una mano, e poi insomma un eterno Cocco. Sì, 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 ma devo dire che tutti hanno fatto una bella gara. Català in porta ci ha tenuto come dire, in linea di galleggiamento. Abbiamo secondo me gestito male l'ultimo minuto del primo tempo, perché se andavamo a riposo con il vantaggio l'avremmo tirata avanti sicuramente di più. È normale che poi, voglio dire, il Follonica ha fatto valere il passo, la qualità che hanno. Devo dire, mi sono piaciuti tutti, ma in particolare Francesco Banini, come dire, il migliore in campo, con distacco, ha fatto la differenza, insomma, no?